La Corte dei Conti ha respinto il piano di riequilibrio finanziario del Comune di Lavagna. Il Comune attende le motivazioni. La Commissione ha tempo 30 giorni per fare ricorso. Chiavari, via libera all'adozione del nuovo PUC. Approvate le modifiche all'area di Colmate, alla zona Preli e Torriglia. La minoranza è uscita dall'aula critica con la tempistica e i contenuti. L'Agrario Marsano di San Colombano Certenoli offre una professionalità unica. La sfida della scuola in cerca di nuovi iscritti per il prossimo anno. Stamane la visita della città metropolitana. Assemblea del Forum delle Associazioni Familiari del Tigullio. Il piano natalità è la missione per il prossimo decennio. Per sviluppare politiche a misura di famiglia occorrono forze giovani. Aperta la chiamata per candidati che vogliono avviare un'impresa di impatto sociale. Sino al 6 gennaio è possibile presentare la propria idea nella sede di Y-Lab a Chiavari, illustrato il progetto. Buonasera a tutti, gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. La sezione regionale ligure della Corte dei Conti ha negato l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Lavagna, presentato dalla Commissione straordinaria. Il Comune resta in attesa di conoscere i motivi di questa decisione per valutare le eventuali azioni da intraprendere. Il commissario Marco Serra contatta telefonicamente, ha spiegato che la Commissione spera di ricevere le motivazioni entro 1 o 2 settimane. In ogni caso, prima di parlare di dissesto, il Comune ha tempo 30 giorni per fare le proprie valutazioni ed eventualmente impugnare la sentenza e quindi andare a ricorso. E in apertura ancora di giornale parliamo del Consiglio Comunale di Chiavari. La maggioranza ha approvato l'adozione del nuovo piano urbanistico comunale, ora la documentazione passerà agli enti superiori, dopodiché si aprirà un periodo di 90 giorni per le osservazioni. L'opposizione ha abbandonato l'Aula contestando tempistiche e contenuti del documento. La sintesi nel servizio che segue, lo vediamo insieme. Via libera all'adozione del nuovo piano urbanistico comunale di Chiavari. Il PUC inizia il suo cammino con i soli voti della maggioranza e dopo una seduta dei toni accesi. La Giunta di Capo ha deciso di mantenere l'impostazione generale del vecchio PUC, modificandola su alcuni punti. È stato fatto anche un lavoro lungo in quanto, come ci ricordiamo, a dicembre 2017 abbiamo adottato il nuovo regolamento di edilizia comunale, ma essendo cambiata la normativa regionale, vale a dire la Regione ha stipulato la conferenza Stato-Regione, ha adottato una norma sull'edilizia e per cui abbiamo deciso di adeguare il nostro PUC a tutte queste norme, così si evitano dubbi interpretativi, diminuiamo quindi l'eventuale contenzioso. Veniamo alle modifiche. Primo, l'area di Colmata, dove vengono cancellate le residenze, l'incubatore e il centro congressi. Sono salvaguardati i parcheggi liberi, 650 posti che rimarranno gratuiti, e prevediamo solo un'edilizia scolastica, in quanto l'ideale sarebbe un campus con nuova piscina del Lido, nuovo parco verde, scuola, campo sportivo e anche, perché no, la scuola vela dentro al porto, sarebbe il mio sogno. Seconda modifica, l'area Preli Torriglia. Anche qui c'è lo stop alla possibilità di costruire nuove residenze. Prevediamo lo spostamento dei parcheggi della viabilità a monte, davanti un parco verde, quindi la passeggiata e la nuova pista ciclabile. Tutto questo con aree turistico-ricettive, impianti sportivi e zona per l'ampliamento del Torriglia e strutture socio-riabilitative. Minoranza assente al momento del voto. Cama esce per primo, Levaggi viene invitato a uscire, scortato dai vigili, poi anche gli altri consiglieri abbandonano l'aula. Spiega Silvia Garibaldi, ci hanno concesso pochi giorni per studiare il PUC, sembra che la Giunta voglia farlo passare velocemente per non dare la possibilità di esaminarlo. Sui contenuti, soprattutto sull'area di Colmata, invece afferma: sono riuscita a trasformare da potenziale incubatore di economia, di sviluppo, a incubo, perché vi sarà fatto un depuratore senza nessuna contropartita di rilievo o che non sarebbe già stata fatta, diciamo, di pragmatica e di prassi, perché le difese a mare sarebbero state fatte di prassi dalla Regione, in un'area che probabilmente è un incubatore di disoccupazione se ci verrà la scuola, oppure un deserto che andrà in mano ai vagabondi.
Sul futuro dell'Istituto Agrario Marsano di San Colombano Certenoli pesa una situazione di incertezza. Da 2 anni manca una classe prima e se questa dovesse ripetersi l'esistenza della scuola è a rischio. Docenti e istituzioni sono convinti dell'attualità di questo indirizzo di studi che offre una professionalità elevata e una preparazione a tutto tondo. E noi siamo andati a visitarla. Passione per la terra o desiderio di condurre un'attività. Frequentare una scuola agraria oggi vuol dire stare al passo con i tempi e amare il territorio. All'Istituto Marsano di San Colombano Certenoli i giovani imparano a conoscere la terra e l'ambiente, ma hanno anche una preparazione a tutto campo, con ore di lezioni di italiano, inglese, matematica, chimica, non solo laboratori di agricoltura o allevamento. Con il diploma in mano si può accedere all'università, trovare lavoro come libera professione, come agrotecnico, dipendente di enti pubblici o aziende private, imprenditore o tecnico esperto di gestione del verde. Lo studio permette di trovare lavoro. Riescono a trovare lavoro, cioè lavorando nel settore, presso aziende vivaistiche del luogo. I migliori hanno intrapreso anche la carriera universitaria. C'è qualcuno che lavora da noi come docente. L'Istituto Marsano rischia ancora di non avere iscritti e di non poter avviare una prima classe, un vero peccato per una scuola che compirà nel 2019 20 anni di attività. Questa mattina c'è stato il sopralluogo, tra gli altri, del sindaco e della città metropolitana. Siamo fiduciosi e pensiamo che adesso il nostro messaggio sia giunto alle famiglie, perché penso che abbiano capito che noi lavoriamo per un futuro dinamico e proficuo. C'è per esempio il comune di San Colombano Certenoli che ha promosso il ritorno al noccioleto, alla coltivazione delle nocciole, e c'è anche un ritorno in Liguria. Quindi abbiamo praticamente intrapreso l'affitto di noccioleto a località Pian dei Cuni proprio per questo. L'Istituto Marsano dà una professionalità unica in questo campo. Stamani abbiamo incontrato la classe terza nel laboratorio esterno su un terreno di fianco alla scuola. Io ho scelto di fare questo istituto perché mi piace stare all'aria aperta e secondo me il rapporto con la natura è molto importante per l'uomo. Futuro cosa pensi di fare? O andare in un'azienda agricola a lavorare o fare il libera professionista. Perché hai deciso di fare questa scuola? Per diventare un'imprenditrice agraria e gestire l'azienda di famiglia. Poi anche perché vorrei salvare la mia vallata, sistemare i boschi e far girare un po' il turismo, ecco. Open Day all'Istituto Marsano sabato 15 dicembre, sabato 19 gennaio dalle 10 alle 16. Sul tema interviene oggi il consigliere regionale di Forza Italia Claudio Muzio. L'istituto, dichiara Muzio, costituisce un'importante risorsa per l'entroterra e più in generale per tutto il Tigullio. Mette infatti a disposizione dei ragazzi un'offerta formativa indirizzata alla conoscenza, alla cura, alla valorizzazione del territorio. Muzio auspica una collaborazione più stretta tra la scuola e l'assessorato regionale all'agricoltura. A causa del maltempo di fine ottobre, alcune frazioni sulle alture di Soria e Mezzanego sono ancora senza telefonia fissa. I residenti, in gran parte anziani, sono isolati da oltre un mese. A denunciarlo il capogruppo regionale della Lega, Franco Senarega. Un servizio essenziale venuto meno in zone che spesso non sono coperte neppure dalla telefonia mobile. Una recente sentenza, spiega Senarega, ha confermato che il non ripristino in tempi congrui del guasto della rete telefonica, pur non imputabile direttamente alla società che la gestisce, può costituire un inadempimento contrattuale. E sulla questione Senarega ha depositato un'interrogazione in Regione. Il forum delle associazioni familiari del Tigullio si è riunito in assemblea presso il centro Benedetto Acquarone di Chiavari. È stata l'occasione per fare il punto delle attività svolte e cercare nuove forze per promuovere politiche a misura di famiglia. Vediamo. Quali sono i punti importanti che state portando avanti in questi anni e soprattutto l'ultimo, visto che c'è stata l'assemblea? Dunque, il forum camminano sempre su 2 gambe. La più importante è quella culturale. Perché se non affrontiamo con il linguaggio adatto i problemi culturali, non riusciamo a far comprendere il valore determinante della famiglia per l'avvenire della società. La seconda gamba è quella che noi chiamiamo le politiche pro family.
e quindi politiche familiari strutturali. Il fattore famiglia applicato all'ISEE nazionale, non ci siamo mai riusciti malgrado le promesse, è applicabile invece in base a una legge che consente ai comuni di applicare il fattore famiglia all'ISEE comunale per quei servizi comunali tipo rette per la mensa, asilo nido, trasporto dei bambini, attività sportive e chi più ne ha più ne metta. Tutto questo in una strada iniziata diversi anni fa, che deve andare avanti per un decennio, sotto il titolo di emergenza educativa. Il piano natalità è, direi, la mission attuale del forum. A dare una mano al forum. Sì, è arrivato un momento in cui, proprio perché abbiamo con i comuni, direi 3 comuni capofila dei distretti sociosanitari, noi abbiamo avuto la possibilità di creare un tavolo di colloquio, di confronto. Ci hanno detto: bravi, bene, però ci dovete aiutare ad affrontare questo problema, quest'altro, perché abbiamo dei tavoli dove noi chiamiamo le associazioni, abbiamo bisogno di esperienze, di idee, di studio. Sono aperte le chiamate per proposte di impresa di impatto sociale del territorio. Nella sede di YLab Chiavari è stata ospitata una tappa del progetto Social Fare, che avesse un'idea di impresa che miri a migliorare aspetti della vita sociale, può sino al 6 gennaio proporla su una piattaforma a livello nazionale. Le migliori proposte potrebbero ottenere anche l'appoggio di enti finanziatori. Sentiamo. YLab oggi ha ospitato Social Fair con quale obiettivo? Bene, il nostro obiettivo in questo periodo è quello di creare rete, creare una sinergia con tutte quante le realtà presenti in Italia per quanto riguarda le imprese e le start-up ad impatto sociale. Noi nello specifico Social Fair ci occupiamo anche di accelerazione di imprese innovative, start-up ad impatto sociale, e in questo periodo è aperta la nostra call Fondamenta rivolta proprio a queste imprese che desiderano crescere, scalare e attrarre investimenti. Cosa significa fare una call? Allora, una call è una chiamata aperta, quindi alle quali possono candidarsi le imprese, le start-up italiane e internazionali per partecipare al nostro programma che eroghiamo. Quindi è proprio un momento di apertura alle candidature. Entro quando ci si può presentare e quali sono i tipi di progetti che seguirete? Sì, allora ci si può candidare fino al 6 di gennaio, quindi non c'è ancora moltissimo tempo e i progetti che seguiamo sono sicuramente molto differenti l'uno dall'altro. Siamo alla ricerca di soluzioni che possano rispondere in modo efficiente a quelle che sono le sfide sociali contemporanee. Cos'è un incubatore di impresa? Un incubatore di impresa, così come dice la parola, supporta i progetti proprio nella fase iniziale, come un'incubatrice, quindi si parte da idee e progetti, poi di per sé di fatto l'idea non basta, però appunto quello che si valuta è il team, la capacità di ragazzi nel rispondere a bisogni intercettati nell'ambito della realtà, e quello che facciamo è appunto accompagnare questi ragazzi per capire se questa idea si può tramutare in un bel progetto di azienda, progetto tale per cui possano essere creati dei posti di lavoro e possano essere anche attratti dei finanziatori che possano far crescere il progetto. I carabinieri di Sestri Levante, siamo passati alla cronaca, hanno arrestato uno straniero 27enne residente a Sestri Levante disoccupato con precedenti di polizia. La Corte d'Appello di Genova ha emesso nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare in carcere in aggravamento alla misura degli arresti domiciliari a cui era stato sottoposto dal 22 novembre scorso per reati contro la persona. L'arrestato si trova attualmente nel carcere di Genova Marassi. Un 30enne di origine campana, residente a Sestri Levante, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Lavagna per evasione. L'uomo disoccupato, pregiudicato, era stato sottoposto nel mese di giugno alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Il soggetto veniva notato dai militari sulla spiaggia sottostante la stazione ferroviaria di Lavagna mentre si intratteneva con altri pregiudicati del posto, violando le prescrizioni imposteci dalla misura a cui era sottoposto. Oggi il rito per direttissima.
Ora spazio all'economia. Sul sito dell'Enea si possono comunicare le informazioni necessarie per ottenere le detrazioni del 50% sugli interventi edilizi e tecnologici per il risparmio energetico o l'utilizzo di fonti rinnovabili realizzati a partire dal 2018. Il sito è online dallo scorso 21 di novembre, i dettagli nella scheda della settimana. Può partire la sigla. L'obbligo di comunicazione ad Enea dei lavori che danno diritto al bonus per le ristrutturazioni edilizie è previsto per tutti i lavori ultimati a partire dal 1 gennaio 2018. L'invio deve avvenire entro 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Se l'intervento è compreso tra il 1 agosto 2018 e il 21 novembre 2018, il termine per l'invio decorre dal 21 novembre di quest'anno ed è quindi fissato al 19 febbraio del 2019. Ecco alcuni dei lavori per cui è obbligatoria la comunicazione. Su strutture edilizie, interventi che comportano la riduzione della trasmittanza delle pareti verticali o dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno. Oppure la riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi degli infissi. Ma anche gli elettrodomestici, soltanto se collegati ad un lavoro di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1 gennaio 2017. Sono compresi anche gli impianti tecnologici, ad esempio l'installazione di collettori solari, di sistemi di termoregolazione, di impianti fotovoltaici, generatori di calore a biomassa, sistemi ibridi, pompe di calore, scaldacqua, microgeneratori e così via. Ricordiamo infine che l'invio della documentazione va effettuato sul sito ristrutturazioni2018.enea.it. I nuovi utenti dovranno effettuare la registrazione inserendo nome e cognome e un indirizzo email valido e operativo che servirà come identificativo della persona. È disponibile anche una guida che chiarisce quando è obbligatorio l'invio dei documenti. Da sabato prossimo sarà attivo un servizio di linea completo tra Santa Margherita Ligure e Portofino. Il servizio prevede l'utilizzo di 2 bus navetta, uno per il tratto tra Santa Margherita e il bivio Cervara, l'altro tra Paraggi e Portofino Centro. I passeggeri arriveranno alla prima sosta e percorreranno a piedi la passerella pedonale appena inaugurata. La presenza del bus navetta da 30 posti consentirà a Portofino di rompere il suo isolamento e a Rapallo e Santa Margherita di mantenere il collegamento con la città della Piazzetta, fondamentale per ragioni turistiche. Il servizio è fruibile con il tradizionale titolo di viaggio Portofino Pass. La tariffa è 3 euro per la sola andata e 5 euro per l'andata e il ritorno. Tutti gli orari li potete vedere sul sito teleradiopace.com. 3 ospedali del Ponente per la prima in Liguria resteranno pubblici ma saranno gestiti da privati. In particolare il Saint Charles di Bordighera è andato al raggruppamento di imprese costituito da Maria Cecilia Hospital di Cotignola e da ICLAS di Rapallo, entrambe strutture del gruppo Villa Maria di Ravenna. Gli ospedali San Giuseppe di Cairo e Santa Maria Misericordia di Albenga sono andati all'Istituto Ortopedico Galeazzi del gruppo di San Donato. I privati gestiranno le strutture per 7 anni con la possibilità di proroga per ulteriori 5 sotto un rigoroso, assicura la Regione, controllo pubblico. L'assegnazione è comunque provvisoria, scattano da oggi 35 giorni per la presentazione di eventuali ricorsi. E anche quest'anno la sosta sulle linee blu a Chiavari sarà a pagamento anche nei festivi durante il mese di dicembre. In particolare nei giorni 8, 9, 16 e 23 dicembre la sosta nei parcheggi blu sarà a pagamento secondo gli orari e le modalità dei giorni festivi con un minimo di 50 centesimi per un'ora di sosta. Apriamo adesso la consueta finestra di Telepace sull'Arcidiocesi di Genova. La linea va alla redazione del Cittadino. Linea a Genova. Benvenuti nella redazione del Cittadino. Venerdì 30 novembre il cardinale Angelo Bagnasco ha inaugurato il pronto soccorso ampliato e il nuovo angiografo presso l'ospedale Galliera. Successivamente ha celebrato la Santa Messa in occasione della solennità di Sant'Andrea. Sempre venerdì 30 novembre Monsignor Niccolò Anselmi, vescovo ausiliare, ha inaugurato lo spazio dedicato nel carcere di Marazzi denominato la Barchetta Rossa e la Zebra. Martedì 4 dicembre il cardinale arcivescovo ha presieduto la Santa Messa presso la Galleria del Terzo Valico. Siete un esempio per le vostre famiglie, ha detto nell'omelia a coloro che stanno lavorando per realizzare quest'opera. Martedì 4 dicembre è stato presentato il libro sulla cattedrale di San Lorenzo, realizzato dal Cittadino.
Presenti il Cardinal Bagnasco, Monsignor Carlo Sobrero, prefetto della cattedrale, Don Fernando Primerano, condirettore del Cittadino, la dottoressa Grazia Di Natale dell'Ufficio Beni Culturali e la dottoressa Ilaria Cavo, assessore in Regione. Per acquistare il libro consultare il sito del Cittadino www.ilcittadino.ge.it. Dalla redazione del Cittadino è tutto, la linea può tornare a Chiavari. Grazie. Grazie, continuiamo il nostro giornale. Sarà allestita per tutto il mese di dicembre la mostra filatelica, numismatica e cartofila predisposta dai soci del Circolo Filatelico di Chiavari, esposizione che è allestita nei locali della Banca Carige a Chiavari in piazza Roma e si può visitare nell'orario di apertura al pubblico degli uffici. Il tema che fa da filo conduttore all'esposizione è natalizio e locale, quindi religioso e laico. Il Pappagallo Rosso, il titolo del primo romanzo scritto da Sandro Antonini, generalmente conosciuto al pubblico quale autore di ricerche storiche. È ambientato nella Milano del 1968, ha come protagonista il commissario Giuseppe Foscari. Le interviste curate dalla nostra Cristina Onetto. Che cos'è che colpisce e incuriosisce il lettore in questo racconto? Direi che gli elementi sono due. Il primo è proprio lo sfondo storico e il personaggio del commissario. Il commissario Foscari, veneto trasferito a Milano, è il capo della squadra mobile e contemporaneamente si deve dividere tra l'ordine pubblico e l'indagine, l'investigazione su 3 delitti terribili, perché vengono uccise 3 coppie, il cui volto è stato sfigurato dall'assassino. Infatti le indagini saranno portate avanti non più con i metodi classici, perché i metodi classici si renderanno impossibili. Bisogna affidarsi all'intuito e, perché no, a un colpo di fortuna. Il genere giallo non è nelle sue corde, lei ha scritto già altri volumi, ma non in questa direzione. Beh, il poliziesco è sempre stata una mia passione anche da giovane. Il 68 è stato un anno di rivolgimento mondiale, Milano non ha fatto eccezione, quindi mi sembrava giusto che questa storia fosse ambientata proprio lì, tanto più che quest'anno cade il 50° e il 68 ha rappresentato per generazioni poi, no? La novità di un modo di vivere diverso, di nuovi costumi, e il Pappagallo Rosso, che è un giallo, genere a me non usuale, abituato a misurarmi con la storia, è ambientato proprio lì, in parte invece a Parigi, la parte finale, diciamo così, e il Pappagallo Rosso, senza aggiungere di più, è la chiave di volta di tutta la storia. Vi ricordo che il romanzo sarà presentato domani a Chiavari alle 16:30 nella sala Bo di Palazzo Fascia Sessi Levante, sempre alle 16:30, e sabato 15 dicembre alle 17 presso l'auditorium della Filarmonica di Chiavari in largo Pessagno. E ora, come di consueto, scheda degli appuntamenti per la giornata di domani. Può partire la sigla. Venerdì 7 dicembre le volontarie della parrocchia di San Giacomo di Rupinaro a Chiavari allestiscono il mercatino di Natale a partire dalle 10 nei locali a fianco alla chiesa sotto il porticato. Le offerte saranno destinate alla parrocchia. Aperitivo di beneficenza a Lavagna alle 13 al porticato Brignardello. Sarà possibile partecipare a questa iniziativa donando attrezzature da cucina destinate alle famiglie sfollate a seguito del crollo del Ponte Morandi. È una iniziativa della Scuola Alberghiere dei Commercianti di Lavagna. Lezione di Giorgio Caralis all'Accademia Culturale di Rapallo. Il tema che verrà sviscerato è il sacro e le categorie del mistero nella spiritualità ortodossa. L'inizio alle 16 nella sede di Villa Queirolo. Ai corsi di cultura di Chiavari si parlerà della storia di Chiavari negli anni compresi fra il 1892 e il 1914. La lezione sarà a cura di Gino Tirelli e avrà inizio alle 16 nella sala Livellara. Nell'ambito di pane e olio, alle 17, alla cooperativa Olivicoltori Sestresi a Valle Ragone, dimostrazione di cottura dei testaroli liguri con assaggio e preparazione del pesto al mortaio. Alle 17:30 sarà inaugurata la mostra Vittorio Ugolini, una selezione di 50 opere che offre uno spaccato della produzione dell'artista nel centenario della nascita. Appuntamento al primo piano di Palazzo Rocca a Chiavari. Passiamo alla pallanuoto. Stasera alle 20:30 nella piscina del Parco Tiguglio il Lavagna 90 affronterà la Crociera Stadium nell'anticipo della terza giornata del campionato maschile di Serie A2.
E per quanto riguarda sempre la pallanuoto, nella quarta giornata di Champions League la Prorecco ha battuto la Steaua Bucarest 19-7, match disputato nella vasca Carmen Longo di Bologna, campioni d'Italia a punteggio pieno insieme alla Barceloneta. Il 19 dicembre in Spagna, una sfida che varrà il primato in classifica di Champions League di pallanuoto. Questa era l'ultima notizia per quanto riguarda il giornale di questa sera. Prossimo appuntamento, come sempre, rinnovato a domani alle 12:45 col TG13. Grazie per essere stati con noi. Una buona serata a tutti, arrivederci.